La toilette è qua, Alberto. Il bagno è qua. Va bene. Sì, Abbiamo avuto un incontro oggi come unità di crisi in regione e domani dovremo averne un altro che per parlare dell'avvertenza zeolite Benckiser. Lì abbiamo ovviamente in qualche modo descritto quella che è la situazione di oggi, con due aziende che stanno chiudendo zeolite con 40 dipendenti e la stanno chiudendo non per motivi di crisi ma perché c'è una diatriba tra le due aziende che sta portando poi alla chiusura di quella più debole, quindi Zeolite Mira. Abbiamo espresso quelli che sono stati tutti i passaggi che hanno portato ad oggi a chiudere Zeolite, facendoli capire che ci sono delle soluzioni tecniche da un lato, che è quella di dividere i servizi comuni che le due aziende stanno condividendo, e dall'altra parte a livello di costi tentando di trovare degli accordi istituzionali che vadano quindi a dividere quel percorso che stanno facendo oggi le due aziende, che è quello invece legato a un tribunale, ma che rientri su un tavolo di dialogo. Stiamo muovendo tutto, in giro di 10 giorni abbiamo mosso sia la regione, sia il comune, sia la provincia per quello che è restato, abbiamo addirittura abbiamo mosso anche il Ministero, perché ci risulta che tra oggi e domani dovrebbero fare un'interpellanza parlamentare proprio sulla questione di zeolite. Quindi noi siamo fermi su questa posizione, dobbiamo portare a casa un risultato, perché non è ammissibile in un paese civile che si chiude un'azienda che è in attivo, perché ci sono dei contrasti fra due ditte, una che concede il servizio e l'altra che dovrebbe pagarlo. È una cosa inammissibile in un momento come quello di oggi, dove le aziende stanno chiudendo per motivazioni molto più serie di queste. Che si prendano responsabilità queste due aziende dei 40 famiglie. Se Benckiser fa di tutto perché Zeolite chiuda, si prenderanno a carico Benckiser i 40 lavoratori. Se Zeolite fa di tutto per chiudere perché ha altre mire, a questo punto vorrà dire che Zeolite si deve fare carico di queste 40 famiglie in qualche altro modo.